Sono felice di annunciare che abbiamo assegnato proprio in questi giorni i lavori per la manutenzione straordinaria del lago di Fimon. In particolare, appunto, provvederemo al rifacimento del ponticello che era stato chiuso appunto sul lago, che permetterà di percorrere l'intero perimetro del lago. Poi rimetteremo a posto le palizzate, sostituiremo le palizzate che sono ammalorate. Poi provvederemo alla rimozione del pontile, appunto il vecchio pontile, e poi provvederemo allo sfalcio dell'erba e alla manutenzione appunto del verde. L'anello del lago di Fimon tornerà dunque a breve ad essere completamente percorribile negli oltre i suoi 5 km di estensione. Insieme agli altri 3 provvedimenti che sono stati appena deliberati dalla provincia, è partito il nuovo corso per quanto riguarda la tutela e la manutenzione di questo specchio d'acqua tanto caro ai vicentini. Dopo l'accordo definito a maggio scorso con la Regione Veneto, con questo primo atto viene avviata la prima tranche di provvedimenti finanziati dalla Regione per 50.000 euro e i restanti 42 dalla stessa provincia di Vicenza. Alla vigilia della settimana di Ferragosto era importante dare un segnale ai visitatori che verranno a fare la tradizionale gita fuori porta. Oltre alla doverosa manutenzione ordinaria per contenere lo sviluppo incontrollato della vegetazione nelle aree demaniali, sarà indispensabile definire il piano di intervento per limitare le alghe infestanti che stanno soffocando il lago, già provato dalla carenza d'acqua. Un provvedimento che andrà inserito nella lista di iniziative che dovranno essere al più presto definite per garantire la sopravvivenza di questo habitat naturale ancora poco antropizzato. Proprio in questi giorni poi si è tenuta la prima riunione del comitato tecnico, appunto questo organismo che in virtù della convenzione fatta con la regione deve stabilire appunto e tracciare il futuro del lago, no? Individuando gli interventi che sono prioritari e necessari. La prima riunione è stata fatta in questi giorni, la prossima riunione invece sarà a inizio settembre.